Quando la catena delle bike non riesce a raggiungere il pignone più piccolo. Regolare principalmente la vite H e la vite L come ausiliaria. Provare a ruotare la vite H di 1 a 3 giri in senso antiorario e la vite L di un giro in senso orario. Quando la catena delle bike non riesce a raggiungere il pignone più grande. Regolare principalmente la vite L e la vite H come ausiliaria, contrariamente a prima. Provare a ruotare la vite L di 1 a 3 giri in senso orario e la vite H di un giro in senso antiorario. Le due viti devono essere regolate appropriatamente. L'entità della rotazione deve basarsi sul risultato di un cambio marcia fluido.